Ragazzi, buonasera, mi sembra un po' una vecchiarella stasera, però sto veramente caldina, fa un po' freddino. Allora, ragazzi, voglio semplicemente fare questo video inerente al discorso di Nino D'Angelo. Lo faccio semplicemente perché alcuni fan mi hanno scritto in privato dicendo perché sei l'unica, forse una delle poche, che non ha risposto ai messaggi delle tue colleghe e dei tuoi colleghi. Allora, ragazzi, io credo che ognuno di noi debba dire la sua. Ognuno di noi ha il diritto della parola, che è sacra. Voglio solo dire una cosa, io ho lavorato con Nino D'Angelo tanti anni e lo conosco talmente bene e lo posso dire con orgoglio e con onore che lo conosco bene, e posso dire che quello che vedete voi di Nino D'Angelo conoscete ben poco, nel senso, spesso è capitato che mentre lavoravamo, soprattutto in teatro, durante le prove, eravamo seduti vicino, mi spiegava alcune scene, alcune cose, e tra una parola e l'altra si finiva sempre per parlare della nuova generazione, cioè i neomelodici. Allora, neomelodico, questa parola l'ha creata Federico Vacalepre, che è un grande giornalista, alla quale stimo e voglio bene e saluto. Ciao Fede. Prima di questa, ed è stato inventato questo nome nel 1996 a cavallo col 97, me lo ricordo bene, forse pure nel 95 va. Prima di questi anni 90 ci sono stati gli anni 80, dove Nino D'Angelo cavalcava l'onda dei suoi successi. E lì all'epoca non esistevano i neomelodici, esistevano i cantanti napoletani. Quindi lui fa parte dei cantanti napoletani dell'epoca. E poi man mano successivamente ha avuto una grande evoluzione musicale ed è entrato a far parte di un mondo che da solo si è costruito, con tanti sacrifici, e vi ripeto, parlo sempre perché lui mi ha spiegato la sua storia, ma penso che ci sono i giornali che lo dicono qual è stata la sua carriera, non sono la sola. Con questo non voglio difendere Nino D'Angelo, però conosco bene quando mi diceva sempre: io sono stato uno dei primi neomelodici, perché effettivamente dopo di lui successivamente ci sono stati tanti artisti che l'hanno seguito sia a Napoli che nel mondo nazionale, come Gigi D'Alessio, come Gigi Finizio, Franco Ricciardi, insomma, anche loro fanno musica neomelodica, ma fare musica neomelodica non significa fare musica trash. Lui, quando dice non sono un neomelodico, se lo conosco bene, spero di non sbagliarmi, perché poi ovviamente non sono parole che metto io in bocca alla gente che magari ha detto Nino D'Angelo, però conoscendo Nino assolutamente non ha voluto offendere noi cantanti neomelodici e napoletani, ma l'ha detto sotto forma perché effettivamente, ragazzi, salvanna pace con Cru, c'è veramente chi fa musica trash, chi veramente il microfono in mano non lo dovrebbe proprio prendere, ma non lo dico con presunzione, lo dico per un dato di fatto. E chi conosce questo mondo bene, lo fa da tanti anni con professionalità, sa bene che veramente un microfono in mano non le stanno proprio via. Però, ripeto, la musica è per tutti. Tutto quando ci potremmo uscire da mattina e vogliamo fare cantante. Perché spezzare il sogno di un ragazzo, di una ragazza? Perché? Ma l'importante è che fanno musica pulita. L'importante è che fanno musica poetica, che cantano l'amore, ma quando già si va a degenerare con una certa qualità di musica, là non andiamo bene più. Ecco, forse quello intendeva Nino, non sono neomelodico, ma assolutamente non l'ha detto per offendere, ma non posso mai immaginare, perché Nino è uno che ama Napoli, ama la sua città, le sue radici. Ma che stiamo parlando? Ma di che cosa vogliamo dire? Cioè, ragazzi, assolutamente, io capisco che ognuno di noi, ognuno di voi, si è sentito chiamato in causa e vi do tutte le ragioni del mondo, perché se io vado a leggere ora quello che c'è scritto, che Nino dice in un'intervista, credo l'ha detto, se io non conosco Nino dico: Dio, ma perché Nino ci ha offeso così? Però e poi effettivamente, se rifletto e conoscendo Nino come la pensa, vi posso garantire che non è così. State facendo un grande errore nel discriminare, nel criticare ciò che ha detto Nino D'Angelo, perché ciò che ha detto Nino D'Angelo lo ha semplicemente detto intendendo chi fa musica trash, e ce ne sono tanti.
che non stiamo qui a dire chi e cosa, perché non spetta a noi giudicare, però effettivamente hanno un po' distrutto il nostro mondo. Però, come si dice a Napoli, chi è buono si salva a peace. Perciò cerchiamo di non avere sempre la codina di paglia o di discriminare dei grandi artisti che poi effettivamente, come dire, non dicono ciò che voi magari avete immaginato. Vi ripeto, mi permetto di parlare così perché Nino D'Angelo non ha bisogno di essere difeso da me, assolutamente. Però, vi ripeto, conoscendo Nino, vi state sbagliando di grosso nel pensarla che Nino abbia discriminato il suo settore, perché questo è anche il suo settore. Io spero solo che Nino ci dia un messaggio e mi dia conferma di ciò che sto dicendo, perché qualora non fosse così, allora è come dite voi. Ma aspettiamo adesso che Nino ci dica la sua, perché Nino, io ti conosco bene, non sei una persona né cattiva né criticone, non sei una persona che, anzi, tu ami i giovani e hai dato una grande mano ai giovani, e tra questi tanti giovani sono io, alla quale un giorno venni da te a vedere un tuo spettacolo e tu mi hai voluto fortemente nel tuo spettacolo ed io ti ringrazierò tutta la vita perché mi hai fatto vivere delle emozioni bellissime. L'ultima è stata al San Paolo ai tuoi 60 anni, per cui io ti ringrazierò a vita per questa grande emozione. Quindi ora io ti pregherei veramente e vivamente di darci una risposta e di far capire alla gente che si sta sbagliando, perché non è così. Spieghiamo che tu sei una persona splendida, ok? Quindi ragazzi, con questo è stato solo un mio messaggio, né per criticare chi ha criticato Nino D'Angelo, né per dire qualcosa contro i miei colleghi, perché io, grazie a Dio, sono un artista che canta da quasi 30 anni, non ho mai avuto una lite con un artista, né uomo né donna, non mi ci sono mai trovata in queste condizioni e mai mi ci voglio trovare, perché la musica unisce e se davvero unisce, allora bisogna star bene con tutti. Questo è il mio motto. Vi saluto e vi voglio bene. Ciao ragazzi.